Tutto pronto per la quarta corsa, una prova per 4 anni. È la terza manche del Tommaso Grassi Award della semifinale, questa prima semifinale. Con l'1 Dalida Ban Marco Stefani, 2 da Cotta dei Rum Luca Lovera, 3 da Granit Dipa Vincenzo D'Alessandro, 4 Dulcinea di Casei Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 5 Dutnuf Jet Giampaolo Mirnucci, 6 Dio Maiuta Tar Crescenzo Maione, 7 Deus Ex Machina Rob Salvo Cintura, 8 Darko Gual Tommaso Gambino, 9 Daniela Col Mario Minopoli, 10 Dylan Chris Daniele Cuglini. Partiti. Veloce Dulcinea di Casei a prendere la testa nei confronti di Dutnuf Jet al largo e alla corda da Granit Dipa che prova a tenerlo di fuori. Ha sbagliato Dalida Ban, ha sbagliato Dio Maiuta Tar, si imbocca la prima curva con Dulcinea di Casei che ha preso il comando. Ripiega terzo Dutnuf Jet perché in seconda posizione è rimasto da Granit Dipa, il quale precede Dakota dei Rum. Di fuori c'è Daniela Col che viene affiancata ora da Dylan Chris. Nel frattempo la battistrada Dulcinea di Casei ha passato in 28,6 i primi 400 metri di corsa. Dulcinea leader abbastanza ardente in avanti, seguita da Granit Dipa, Dutnuf Jet, Daniela Col che si deve sobbarcare il percorso esterno, è rimasto in terza ruota Dylan Chris che deve così retrocedere. Seconda pariglia a largo per Darko Gual che precede Deus Ex Machina Rob. La metà gara di Dulcinea di Casei se ne va in 58,2, ritmo forsennato quello imposto dalla battistrada, con VP che cerca di moderarla, è sempre seguita da Granit Dipa, gli altri che fanno per il momento fatica, cerca di passare terza ora Daniela Colla al chilometro in 1,13,1, Daniela scavalca Dutnuf e si mette in terza posizione, trascinandosi sempre Darko Gual a 450 metri dalla conclusione. Dulcinea di Casei è sempre davanti su da Granit e su Daniela. La retta di là ancora in 14,5, 1,27,4 di miglio. Prosegue Dulcinea di Casei in vantaggio, da Granit Dipa nella sua scia. Daniela Col che sposta all'esterno per venire a fare l'arrivo, 200 metri dalla conclusione. Dulcinea di Casei ha fatto tutto bene, deve stringere i denti però perché Daniela Col si cerca di ingambare a largo insieme a Granit Dipa. È ancora in vantaggio Dulcinea, arriva Daniela, arriva da Granit, Daniela Col che passa, Daniela Col che vince nei confronti di da Granit Dipa. Al terzo posto Dulcinea di Casei, ancora 32 a chiudere, 1,13,6 ragguaglio cronometrico. Daniela Col e Mario Minopoli si impongono nel finale dopo percorso durissimo. Tutta di fuori come Alberghain, Daniela Col, Mattia Ricci, la scuderia Jumping. La vittoria della figlia di Exploit CAF, allenata da Nicolò Iovinella, che porta a casa la vittoria. Al secondo posto da Granit Dipa, copre e batte la fuggitiva Dulcinea di Casei.